dico dritte le banane, non so come mai tu usi. Guarda che si deve registrare. Amici della bicicletta, buongiorno e bentornati al mio canale. Oggi ci troviamo nei Colli Ugani. Faremo un giro di 95 km con poco più di 1000 metri di dislivello. Non sarò solo, con me ci sarà Simone. E quindi ok, questa è la taglia. Vi ricordo che a breve partirò per il mio viaggio solidale per raccogliere fondi per la GD di Padova, quindi oggi questo per me sarà un allenamento e ovviamente deve passare la macchina. In descrizione vi lascio il link della traccia e anche tutte le informazioni utili per chi volesse come me aiutare la GD di Padova con una donazione. Ora vi saluto, incomincio a pedalare e godetevi il filmato. Ciao ragazzi! Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep. Ed è iniziata la salita. If this feeling flows both ways, sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. Eccolo, piccolo strappettino al 21%, non male, impegnativo. We could be together if you wanted to. E si va giù, vamos! Was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you better feel? 'Cause I always do. Maybe I'm too busy being. Allora abbiamo fatto tappa qui alle Corti da Paolo e Luca. Praticamente le Corti saranno uno dei miei sponsor che mi aiuteranno a pubblicizzare l'evento della mia pedalata, quindi chi viene da queste parti a fare questo giro è obbligato a fermarsi, venire a trovare i sottoscritti perché c'è della prelibatezza che ragazzi è tanta roba. Evviva! Eccoci qui, siamo tornati in strada a pedalare dopo che il buon Paolo e il buon Luca ci hanno coccolato con cicchettini vari e un ottimo
millesimato 33 per l'esattezza, favoloso, cioè ve lo consiglio ragazzi, cioè, è qualcosa eccezionale, cioè dovete assaggiarlo. Quindi come vi ho già detto, tappa fissa per chi passa per Este, obbligati a passare a trovare Paolo e Luca, e continuiamo a pedalare e vediamo cosa ci aspetta. Ciao Pippo! E dai, mena di pedali, bello, ammenali, dai, mena! Sembra pianeggiante, ma invece è 5% di pendenza. Non potete capire la fatica che sto facendo in questo momento. Costante a 5% eppur sembra piano. Ma dove vi sto portando? Ragazzi, bevete piano che la fontana è fredda. Yap! Anch'io non scherzo con le mie battutacce. Eccoci qui alla fine del nostro giro spettacolare, 95 km. Alcuni tratti sono impegnativi con pendenze importanti anche del 21%, però piano piano si fa. Merita tantissimo perché i posti qua sono spettacolari. Il Parco dei Colli Euganei non delude mai. Ringrazio l'azienda agricola Le Corti per averci viziato oggi con le sue prelibatezze, e anche lì vi consiglio di andare in centro ad est e andare a trovare appena avete occasione. Quindi ragazzi, vi aspetto, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche consiglio da darmi sono qui, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.